squadre neopromosse in lotta per la salvezza e desiderose di sfatare un tabù. I liguri, ultimi in classifica, inseguono il primo successo casalingo della stagione. I biancorossi, dopo un grande avvio di campionato, sono in cerca di una vittoria in trasferta che manca dal 7 ottobre dal Palasport di Campo Ligure. Buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a CDM Futsal Sabia Testa Mantova. E si comincia con il primo possesso della squadra di Milella. Lancio lungo, intercettato, subito una chance per Cabeza che centra il palo dopo 38 secondi. Risponde ora la CDM Futsal che ha una chance con Ortisi e arriva il salvataggio sulla linea. Prova l'imbucata, sbaglia, porta vuota Moabs. Salvataggio provvidenziale di Baklanov, ma ha perso un altro pallone sanguinoso la CDM Futsal con Mascherona. Politano, Moabs sposta e va al destro, l'ha toccata Politano. Sul punto di battuta, fuori Mascherona, Politano. Mascherona va via anche di forza, poi rischia l'autogol. Poi la conclusione di Caiche che finisce fuori di un soffio. Poi Misael, stop e sinistro, Politano. Moabs ha spazio, sterza, Moabs fermato ed è tiro libero. Va Mascherona, la tocca Politano ma non basta, sblocca la partita al Mantova con il terzo gol in campionato di Mascherona, 1-0. Rivediamo l'esecuzione del numero 11 non impeccabile a 40 secondi dall'intervallo. Moabs, Politano, calcio di rigore. Rigore per il Mantova. Arriva il fischio. Va Cabeza, 2-0 del Mantova, 16 gol in 16 gare di campionato per Cabeza che mantiene la media e porta sul +2 la squadra di Milella. Sceglie il lato sbagliato Politano e Cabeza non perdona. Vediamo se riescono a concludere gli ospiti. Achilli sull'esterno della rete a 3 secondi dalla fine. Politano quasi in tuffo per Babris che la perde. Rimpallo e sirena. Si torna negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 per il Mantova con un tiro libero e un rigore. Prima Mascherona, poi Cabeza. Moabs. Achilli riesce ad andare all'indietro per Mascherona, ancora Achilli e di nuovo Mascherona, ma c'è il secondo giallo per Misael e il cartellino rosso per il numero 10 del Mantova che lontano dal pallone evidentemente ha colpito Guga. Babris, Guga. E pallone che finisce in porta, ha accorciato le distanze la CDM Futsal proprio con Guga che aveva portato all'espulsione di Misael. Ora segna il gol del 2-1. Rivediamo con la punta sul secondo palo. Intercetta Achilli, è scoperta la CDM. Achilli, secondo palo di serata per il Mantova. Murilo prova lo spunto, poi Ortisi, Tondi in spaccata. Che intervento dell'ex L84. Poi Cabeza, palo ancora 2 volte. Prova l'imbucata, Baklanov, può ripartire la CDM Futsal. Baklanov
Tondi, poi diagonale che finisce sul fondo di pochissimo nella prima metà di questa stagione. Moabs, salvataggio incredibile, sterzata e imbucata. Tondi, Politano, avanza lui, palla al piede, prova addirittura a calciare Tondi, poi butta Buzzi, palo, poi butta Buzzi, Ortisi, mano, tiro libero, fallo di Taurisano, va Ortisi, la parata Tondi, meno di 90 secondi, Murilo, Guga, quasi dalla linea di fondo, il 2-2 della CDM Futsal con Guga, la doppietta del numero 20, la rimessa in piedi, la squadra di Hugo De Jesus, da posizione impossibile, beffa Tondi, Politano proverà ad andare lungo e infatti è così, pallone termina in porta, non l'ha toccata nessuno. Tondi, ora l'ultima azione del Mantova, è scoperta la CDM, arriva al destro sulla sirena e la decisione è che è gol, ha segnato il Mantova, 3-2. 3-2 del Mantova, ma tantissime proteste da parte della panchina della CDM. Vediamo cosa decide Chiara Perona. È arrivato il destro di Donadoni sulla sirena. Vediamo. Adesso proteste da una parte e dall'altra, ma è confermato il gol. L'ha vinta il Mantova all'ultima goccia di sudore, all'ultimo centesimo, non all'ultimo secondo, con l'ultimo pallone della partita. Pazzesco quello che è successo, rivediamo Tondi, cabeza di prima, Donadoni, stop e destro, si guarda intorno, capisce cosa succede e arriva al 3-2. E arriva il triplice fischio, ha vinto il Savia Testa Mantova, 3-2. E ora scintille nel finale tra Moabs, Politano, animi caldissimi, incredibile, incredibile quello che è successo. Da Luca Pellegrini e dal Palasport di Campo Ligure è veramente tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale della divisione Calcio a 5 per non perdervi nessun contenuto del meglio del futsal italiano e vi auguro una buona serata.